Rieccoci cari telespettatori, adesso affrontiamo un tema molto interessante che va appreso con un po' di gradualità, un po' di tempo, ma riguarda tutti quanti noi, o perlomeno quasi tutti, perché moltissime persone sono alla guida, c'è chi sta facendo la patente, la sta prendendo, chi è un neopatentato, chi ce l'ha da tantissimo tempo, ha raggiunto anche una veneranda età e continua a guidare, però ci sono le novità del codice della strada che hanno destato scalpore per quel che riguarda non tanto i limiti alcolimetrici che sono rimasti invariati, ma le sanzioni che sono aumentate. Tant'è, non è cambiato soltanto questo. Per parlarne abbiamo la nostra super esperta, l'avvocato Chiara Maria Marton, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Che ci sollecita sempre sulle novità, sulle attenzioni, sui cambiamenti. Devo dire la verità che dopo ogni approfondimento fatto con lei mi viene un po' di ansia, perché scopro sempre delle particolarità, delle responsabilità penali che non sempre si conoscono approfonditamente. Premesso che si cerca sempre di parlare per la sicurezza in generale alla guida, però quando capita anche l'incidente banale, eccetera, sapere che quando c'è una lesione personale si finisce in una situazione penale è da ricordare, sì, questo. Sì. Direi che possiamo fare, visto tutte le novità introdotte, visto tutto quello che sta accadendo e quello che si sente sui giornali, direi di fare un piccolo recap di tutto. Esatto. Allora, giustamente, come ha detto lei, nel codice della strada ci sono state delle modifiche. L'alcol non è sostanzialmente cambiato, cioè i range sono sempre quelli, quindi da 0 a 0,5 non si è in stato di ebbrezza. Attenzione però, i neopatentati non possono guidare in stato di ebbrezza, quindi devono avere tolleranza zero per i neopatentati. Questo aspetta per i neopatentati fino a quanto tempo? Fino a 3 anni dal conseguimento della patente. Quindi 3 anni. 3 anni, attenzione che se vengono trovati con 0,2, 0,3, insomma comunque sotto la soglia dello 0,5 scattano sanzioni pecuniarie, può scattare anche la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Un attimo solo a questo proposito, sanzioni pecuniarie, perché è sorto un po' un dibattito, chi le paga? In che senso? Il diciottenne che va ancora a scuola, vive in famiglia, ma è maggiorenne. Il diciottenne ha la responsabilità, quindi ovviamente deve pagarle il maggiorenne. E se non ha... lo Stato si attiverà sempre nei confronti del maggiorenne, è maggiorenne, quindi ormai è al di sotto, non della famiglia. La famiglia, superati i 18 anni, cioè nel momento in cui si diventa maggiorenni, si assume la responsabilità civile, penale, personale e quindi... Certo, no, era giusto per chiarire perché... Giustamente, no, la famiglia fino a 18 anni risponde, dopodiché no. Dopodiché no. Però è sempre una questione di famiglia, perché insomma sono cifre anche importanti. Sono cifre molto importanti, perché quello che ha modificato le nuove normative del codice della strada riguardano per l'appunto le sanzioni pecuniarie. Perché da 0,5 a 0,8 è la guida in stato di ebbrezza lieve, diremo, no? E lì c'è una sanzione amministrativa che è la sanzione che va con la sospensione della patente di guida, quindi da 3 a 6 mesi. Non c'è il reato penale, che poi invece vedremo quando scatta, mentre c'è una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 2.200 euro, cioè con un minimo mi pare di 580 euro fino a un massimo di 2.200 euro. Che non è uno scherzo. Non è uno scherzo, sono state sensibilmente aumentate. Da 0,5 a 0,8, attenzione, qui scatta il reato penale. Cosa significa? Che si può rischiare l'arresto fino a 6 mesi. Si ha una sanzione pecuniaria che arriva fino a 3.200 euro e la sospensione della patente può arrivare fino a 1 anno. Allora, come abbiamo queste tre, l'ammenda, l'arresto e la sospensione della patente. Chi decide cosa? Perché non si finisce? Chi decide cosa? Allora, nella guida in stato di ebbrezza lieve, cioè da 0,5 a 0,8, decide il prefetto. Il prefetto è colui che ti dà la patente sostanzialmente, no? La nostra patente è regolamentata, poi viene rilasciata dal prefetto e il prefetto, nel momento in cui viene confermata la sanzione amministrativa data dalla polizia o dai carabinieri o dai vigili urbani, poi emetterà un provvedimento di sospensione. Provvedimento di sospensione che appunto va dai 3 ai 6 mesi a seconda solitamente del grado accertato, quindi se io avrò uno 0,5
55 avrò un certo tipo di sanzione. Se io ho 0,78 e sono praticamente in limite degli 0,80, andrò su quella più alta, sostanzialmente più o meno questo è il ragionamento che viene fatto. Mentre da 0,8 a 1,5 poi da 1,5 in su siamo appunto nell'ambito della fattispecie penale, per cui sicuramente c'è un doppio binario. Da una parte il procedimento amministrativo regolamentato dal prefetto, il quale subito in prima battuta dà la sospensione della patente. 1 anno, 6 mesi, 8 mesi, 2 anni. Ah, subito. Quindi la sospensione non è opzionale a seconda di... Quindi che lo Stato B superi i 0,8 che sarebbero... La patente viene immediatamente ritirata. Quanto è 0,8? 2 bicchieri? Anche qui ne ho sentite di ogni. Allora, bisogna vedere la corporatura, maschio, e questo abbia peso, sesso, ma dipende. 0,8 possono essere tranquillamente 2 bicchieri di vino rosso, bevuti magari un pasto leggero. E conta sempre quanto mangi. Conta sempre quanto mangi. Quanto pesi, poi sesso sei e quanto mangi. E anche appunto come il tuo metabolismo assorbe o meno. Chi ha problemi di fegato assorbe malissimo. Malissimo, perché sono zuccheri, quindi va a rilevare gli zuccheri che sono presenti nella saliva. L'altro esempio era quello che se uno beve 2 calici di vino e dopo si mangia una fetta di torta, sembrerebbe che lo zucchero. Ma no. No, perché comunque ricordiamoci che l'alcol test presuppone appunto di soffiare, quindi va a verificare in quello che viene fuori insomma dallo stomaco, va a verificare l'aria, quindi quanto c'è effettivamente. Come si vede dall'immagine, si soffia questa cosa, quindi dovrebbe essere l'alcol che si butta fuori. Si vede. Ricordiamoci sempre che si ha diritto, è previsto, che sono 2 soffiate che vengono fatte. La prima, e viene anche solitamente la pattuglia che ti ferma, ti deve dire quanto sei stato, quanto hai, e dopodiché deve intercorrere un lasso di tempo, di solito sono 10 minuti, e ti fanno la seconda prova. Ricordiamoci che viene scelta la prova quella inferiore, cioè per ipotesi se io ho uno 0,80 in prima battuta, in seconda battuta uno 0,75, devono contestarmi la violazione, quella più lieve, e cioè il primo comma del 186, quindi da 0,5 a 0,8 non ricado nel penale. Ah, vabbè, quindi questo. Poi però c'è l'1.5, cioè chi guida sopra 1.5 è un reato molto grave, perché ad oggi sono previste, allora, sanzioni pecuniarie si arriva fino a 6.000 euro. E anche qui li decide chi? Il prefetto? Anche qui decide il prefetto, sì. Chiaro. No, attenzione, sì, prefetto, perché prima mi ero interrotta da 0,8 superiore. Da 0,8 in poi c'è un duplice binario, cioè il provvedimento amministrativo, decide il prefetto, che poi viene o meno confermato in sede penale, cioè dal giudice che andrà a valutare il tuo reato. È giusto, perché è un reato, è penale. Perché è un reato, infatti, sopra l'1,5 è previsto l'arresto fino a 1 anno, la multa, come dicevo, fino a 6.000 euro, più la sospensione della patente fino a 2 anni. Attenzione, tutta questa normativa, ma questo esisteva anche prima della nuova introduzione del codice della strada, però magari appunto ricapitoliamo, perché bisogna un po' giocare a Tetris, andare a fare... se si fa un incidente o se si è oggetti di un controllo durante l'orario notturno, cioè dalle 22 fino alle 7 di mattina, le pene vengono raddoppiate. Ah, anche l'orario notturno, giusto? Questo è l'altro aspetto che abbiamo... Certo. Quindi, che vuol dire? Sono tutte aggravanti. Da che ora diventa Dalle notturno? 22 alle 7. 7 del mattino, quindi attenzione anche questo. Molta attenzione. E in più, allora, se si fa un incidente, si è con un tasso alcolemico superiore all'1,5, appunto si provoca un incidente superiore all'1,5, c'è la confisca del veicolo. Se il veicolo appartiene al conducente che era in guida in stato di ebbrezza, che ha provocato il sinistro stradale, c'è la confisca del veicolo, cioè la macchina non la si vede più. Ecco, questa è l'altra cosa. La confisca implica il fatto che la macchina ti viene portata via. Sì.
E viene venduta poi. Ah, viene venduta? Sì. Quindi questo è importante sapere, Sì. quindi uno perde, a prescindere da uno perde l'autoveicolo. Perde l'autoveicolo, e attenzione anche lì perché ci sono poi delle spese ulteriori, perché ovviamente viene portata via con il carro attrezzi, viene messa in un luogo in cui viene custodita, vengono addebitati le spese di custodia e poi viene venduta. Ecco, anche questo è rilevante. Perché molto rilevante. Infatti. Le novità. Se non appartiene invece alla persona? Se non appartiene alla persona viene dato il massimo dell'applicazione della pena. Ah, quindi non hai la macchina tua, ovviamente non può essere confiscata perché non è responsabile il proprietario della macchina che tu andavi in giro ubriaco, però viene data la pena massima prevista. Sull'alcol, quali sono le novità a parte l'aumento della sanzione pecuniaria? Sono due cose che era da un po' di tempo, infatti è stato chiamato il decreto Salvini, che volevano essere introdotte, e cioè se tu sei superiore allo 0,80, quindi hai avuto già una condanna per guida in stato di ebbrezza e vieni ritrovato un'altra volta in guida di stato di ebbrezza. In che periodo entro? Allora, la recidiva per il momento è prevista entro 2 anni. Okay. Cosa succede? Succede che da quel momento, ovviamente occorre che venga fatto un provvedimento sempre prefettizio, ma viene inserito, e questa è la novità di queste nuove leggi, viene inserito il codice, dovrebbe essere il codice 68, cioè proprio nella patente viene inserito questo codice 68 che dice che tu è tolleranza zero, cioè è come se tu diventassi un neopatentato, quindi non puoi avere neanche 0,2. Limitazione dell'uso, niente alcol. Esatto, niente alcol. Se invece si è superiore all'1,5 e c'è sempre la recidiva, in quel caso, al di là che bisogna vedere se poi in sede di commissione medica ti viene rilasciata la patente, se invece non viene revocata, tutta una serie di cose che però vanno sempre a verificare il caso concreto. Però è stato previsto il codice 69, e cioè nella tua patente verrà scritto che ogni qualvolta che tu ti metti alla guida devi installare a tue spese, si chiama Alcol Lock, è uno strumento che è già previsto in alcuni paesi europei, che quindi prima di metterti alla guida tu devi sostanzialmente soffiare questo dispositivo, non accende neppure la macchina, quindi non puoi neanche guidare se tu sei oltre i limiti consentiti. Quindi il codice 69 che viene apposto sulla patente, per cui è riscontrabile dalle forze dell'ordine quando si viene fermati, immediatamente, implica che tu nella tua macchina devi avere questo alcol lock, ma se guidi la macchina di un'altra persona o la macchina a noleggio? Non puoi farlo. Ah, non lo si può fare? Non lo puoi fare. Non lo puoi fare, è previsto proprio questo, proprio per evitare che una persona che ha già manifestato una certa, diciamo così, pericolosità non può poi mettersi di nuovo alla guida per creare magari Quindi pericolo. Uno va in viaggio in un paese dell'Europa, dell'Unione Europea? Questa è una di quelle cose che ancora bisogna ben capire, perché purtroppo noi parliamo di Europa, ma ogni singolo paese ha la sua normativa. Quindi non è detto che quello che è stato riconosciuto in Italia poi, cioè questo codice 68-69 venga visto anche negli altri paesi europei. Qui bisognerà vedere le disposizioni attuative come pensano. Come prevedono, quindi questo è in sospeso. Allora, noi ci sospendiamo anche noi un attimo, abbiamo un brevissimo break pubblicitario e ci vediamo tra poco.